È una grandissima occasione che cade tra l'altro nell'anno in cui il Veneto è regione europea dello sport e mi piace anche sottolineare la sinergia che si è creata anche con il comune di Jesolo, che è la città che ospiterà questo grandissimo evento e che ci inorgoglisce un po' tutti. Primo per proprio le caratteristiche, come dicevo prima, di questa disciplina, che parla di rigore, ma che parla di rispetto dell'altro, di conoscenza dell'altro, di saper affrontare le difficoltà, di non arrendersi mai. Ecco, questo è il messaggio di questa disciplina che vorrei veramente fosse proprio il mantra di questa grande manifestazione. Così come sottolineavo anche prima durante il corso della conferenza stampa, mi piacerebbe che diventasse proprio una vera e propria materia di studio scolastica. Il karate io lo considero una garanzia di crescita proprio per i principi che questa disciplina riesce a tramandare, riesce a far respirare fin in tenera età, per poi rendere delle persone più forti, più consapevoli dei cittadini nuovi. Jesolo sarà appunto la prima città italiana a ospitare questo tipo di campionato, perché i mondiali non ci sono mai stati in Italia. Per noi è un grandissimo onore e soprattutto fa il paio un po' col titolo che siamo riusciti a vincere per il 2025. Siamo città europea dello sport e quindi in questo caso facciamo un upgrade ulteriore perché saremo un riferimento mondiale. Non a caso il mondiale è un mondiale under 21, proprio perché a Jesolo è da anni che si svolge la Youth League con un grandissimo successo, oltre 4.000 iscritti nel 2023, per cui insomma un grandissimo risultato e soprattutto la capacità di portare moltissimi atleti da tutta Europa e ovviamente in questo da tutto il mondo, anche in un periodo che non è esattamente corrispondente a quella che è la stagionalità estiva. Sicuramente io, parlando come presidente della Federazione Italiana, membro del Comitato Esecutivo Mondiale, mi piace dire Italia, Veneto, Venezia Jesolo, perché è tutto il territorio che è stato coinvolto in questa grande avventura. Certo, la città di Jesolo offre delle strutture che garantiscono tutti gli eventi delle arti marziali come il karate, un'ottima organizzazione. Siamo veramente felici di essere in questo territorio. Io poi sono nato a Jesolo. Cosa ci dobbiamo aspettare in questi giorni? Ricordiamo da mercoledì 9 a domenica 13. Sì, abbiamo 2 giorni intensi di riunioni del congresso con 113 nazioni presenti, 2000 atleti. Ci aspettiamo il miglior karate che c'è al mondo. La Federazione Mondiale è l'unica riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, la Federazione Italiana di conseguenza dal Comitato Nazionale Olimpico, e ci aspettiamo di vedere giovani che sono cresciuti con principi sani in uno sport da combattimento che prevede il rispetto massimo dell'avversario con il massimo controllo delle tecniche, quindi nessun danno e tanto sport ad alto livello. Every year we come here in December for a huge, what we call Youth League, one of the biggest events that we have. But this year we come in December as usual, and now in October for the World Championships, which is great. Jesolo, you can ask around the world of karate, you will ask for Jesolo, and everybody knows exactly what's Jesolo, and many of them have been already at least once in Jesolo, so I can assure you that Jesolo is very popular in the world of karate. The junior, of course, under 21 or cadet championships in Jesolo means this is a very important factor in the future of WKF, means karate all over the world in the future. This is a starting point of that. We need junior people. They will be key players later on and support all karate all over the world.